dicendo, lui sta vivendo una sorta di crisi perché secondo me lui ha dentro questo fatto che vuole andare in Premier, questo fatto che lui vuole andare a giocare in Premier League, c'ha questo ingrippo. Di contro, chiaramente, sia lui sia sicuramente i procuratori e chi gli sta intorno dicono che però deve prendere i soldi che sta prendendo, anche di più, e quindi in Premier al momento comunque nessuno è disposto a pagare a lui più che altro quella cifra di stipendio oltre alla clausola. E naturalmente chi gli vuole dare quei soldi è solo il Galatasaray, dove si trova bene, però si rende conto che chiaramente non sta nel top campionato europeo, e l'Arabia Saudita, dove, come hai detto tu, va a sparire un po' dai radar. Quindi si trova in quella via di mezzo in cui, come dissi l'altra volta, la scelta più intelligente sarebbe dire: ok, io voglio competere, voglio andare in Premier, parlo col procuratore e dico: senti, vedi quello che devi fare, pure se prendo qualche milione in meno, sti grandissimi cazzi. Ma lui non ha, come già dicevamo, l'intelligenza di farlo, quindi per questo si crea questa situazione di continua, come dire, di continuo impasse, in cui sembra che non si arrivi mai a una soluzione definitiva.